Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati con tempi supplementari, ennesimo appuntamento con Teleeuropa Network in tutta la regione Calabria e anche sulla Sicilia orientale per parlare ovviamente di Serie B e Serie C con la cadetteria che entra nel vivo e soprattutto le formazioni calabresi che sono state impegnate nello scorso fine settimana con l'anticipo del Cosenza che ormai insomma sembra passata davvero un'eternità rispetto alla partita disputata allo Zaccheria di Foggia. Ne parleremo ovviamente ampiamente rispetto a un risultato negativo che è solo sotto il profilo del risultato, non della prestazione. Il Cosenza è piaciuto quello visto appunto a Foggia, e poi il punto conquistato dal Crotone che muove la classifica, però insomma ferma un po' quella rincorsa pitagorica necessaria per cercare di allontanarsi da situazioni di classifica davvero imbarazzanti. Nella seconda parte tanta Serie C con le formazioni calabresi impegnate in questo torneo, ed allora come al solito saluto il mio compagno di viaggio Attilio Malena. Ciao Attilio! Buonasera anche da parte mia, un saluto a tutti. E ritorna a trovarci a tempi supplementari un grande professionista, un grande direttore sportivo, ben ritrovato a Domenico Roma. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ed allora i compagni di viaggio di questo appuntamento li abbiamo conosciuti, partiamo subito con l'andare ad analizzare il match dello Zaccheria, ritornando brevemente Attilio rispetto ad una prestazione importante fornita dagli uomini di Piero Braia, che a tratti hanno anche dominato il match, non l'hanno chiuso. L'unica pecca ovviamente per i rossoblù è proprio quella, gli errori sotto porta anche evidenti, abbastanza anche importanti, uno su tutti quello di Mimmo Mungo, che ovviamente non ci sentiamo di condannare, però ovviamente il gol Attilio avrebbe cambiato il film della partita allo Zaccheria. Ne sono convinto anch'io, abbiamo titolato in grafica sliding doors che poi possono cambiare il verso della partita in senso positivo e in senso negativo. Purtroppo l'ha cambiato in senso negativo per il Cosenza. Da quell'errore il Cosenza, che aveva approcciato meglio rispetto al Foggia la partita, non è riuscito a marciare con lo stesso ritmo. Il Foggia ne ha approfittato, con un pizzico di fortuna è riuscito a portare a casa questi 3 punti, ma ripeto, quando gli episodi fanno la differenza questo è sicuramente il caso. Il risultato più giusto per quanto visto nei 90 minuti a mio avviso sarebbe certamente stato il pareggio, un pareggio che avrebbe fatto bene al Foggia per cercare di rincorrere le zone che gli competono, e per il Cosenza per mantenere ancora la rete inviolata, ma tutto questo non è successo perché nella seconda parte di gara, quando ci si attendeva probabilmente che il Cosenza avesse potuto metabolizzare meglio il vantaggio incassato, a quel punto la frustata non c'è stata. Il Foggia ne ha approfittato, ha imposto un ritmo non eccessivo alla gara e ha portato a casa 3 punti di platino. Assolutamente, nel frattempo insomma chiediamo anche l'aiuto in regia a Enzo Leonetti, al coordinamento a Luca Chito, per rivedere, perché no, anche le immagini dello Zaccheria, della sconfitta maturata venerdì scorso in anticipo televisivo. Direttore Domenico Roma, dicevamo sotto il profilo del gioco non è dispiaciuta la formazione di Piero Braia, anzi per larghi tratti della partita è stata forse lei stessa a tratti a fare anche la partita, e però se non la metti dentro nelle occasioni importanti che costruisci, poi insomma la qualità rossonera, la qualità del Foggia può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Diciamo che è un Cosenza che è in trend positivo sotto l'aspetto di gioco da parecchie partite a questa parte. Sicuramente le situazioni di gioco sono diverse, possono cambiare il verso di una partita.
ma comunque c'è da dire che non bisogna dare la croce addosso a Mungo che ha sbagliato un gol, perché se non andiamo lontanissimi, la partita precedente con la Cremonese ha procurato lui il rigore che poi ha permesso di prendere i 3 punti. È un errore che ci può stare, un errore che magari dettato anche dall'essere troppo altruista, perché Mungo è uno che lavora tantissimo per la squadra, è uno che lavora non solo fino a se stesso ma per la squadra, uno che corre tantissimo, uno che si propone, è uno che va fino in aria a difendere, quindi magari in un momento è mancata non lucidità, è mancata un attimo di fortuna, eccoci, perché Mungo non si può, comunque le prestazioni di Mungo non possono essere fini a se stesso in quel gol mangiato, perché comunque è un giocatore importante per Cosenza. Assolutamente, scusami Attilio, Domenico, non possiamo però non sottovalutare un aspetto importante, no? Sia per una che per l'altra squadra. Si giocava la terza partita in pochissime ore, vorrei dire, per far capire insomma quanto sia stato difficile anche preparare soprattutto la gara, ma anche sotto il piano fisico. La tenuta psicofisica insomma ha inciso notevolmente in questo match. Ma no? effettivamente c'era stata una turnazione ampia sia a centrocampo che in attacco per quanto riguarda il Cosenza. Sciaudone fuori. Sì, Sciaudone e Brucciti fuori all'inizio, rientrava Tutino dopo le giornate di squalifica. In avanti Maniero che aveva preso il posto di Litteri, quindi c'era stata ampia turnazione. Quindi diciamo che giocare così tante partite in così breve lasso di tempo sicuramente può influenzare la prestazione, anche se c'è da dire che chi ha giocato non ha assolutamente giocato male, anzi ha fatto una grandissima gara, perché diciamola tutta, il Cosenza fino a quel momento era la formazione che meritava di passare in vantaggio. Poi la sfortuna di un autogol che è stato, diciamo, rocambolesco, perché comunque... Anche se là forse c'è c'è un errore di lettura nella fase difensiva, no? ci si perde l'uomo, poi là insomma arriva quella palla, Del Macu non fa in tempo e ovviamente la carambola lo penalizza. No, sono d'accordo con Domenico quando sostiene che era la gara giusta probabilmente per far ruotare più uomini possibili, considerando l'impegno che andremo tra poco ad analizzare tra le mura amiche contro il Brescia, ma ribadisco ancora il concetto: secondo il mio punto di vista il pareggio, per quanto fatto vedere da entrambe le squadre, era il risultato più giusto. Poi è chiaro che quando abbiamo titolato Sliding Doors, poi gli episodi alla fine hanno deciso questa gara, l'episodio dell'errore di Mungo, ancora ribadiamo il concetto, l'episodio di qualche azione sbagliata davanti che poteva essere gestita meglio, ma non si può assolutamente dare la croce addosso a Braia per aver agito secondo la giusta maniera. Non c'era gara migliore a mio avviso per poter magari far rifiatare qualche elemento abbastanza stanco. Bisogna considerare anche che Sciaudone non è arrivato a Cosenza in una condizione fisica eccellente, dettata sicuramente da un utilizzo non continuo nella precedente avventura. Lo stesso discorso vale per Litteri, quindi è ovvio che questi calciatori devono rifiatare in attesa appunto di essere al 100%. Anche se direi insomma il terreno di gioco gli ha giocato anche un brutto scherzo, perché la Zolla avrà alzato il pallone, lui è andato a colpo sicuro e il rimbalzo del terreno di gioco lo ha forse un po' penalizzato, no Domenico? Sì, se rivedono le immagini lui arriva già col passo lungo, perché comunque era una ripartenza. Sicuramente è rimbalzata prima perché la palla ha preso una carambola strana. Sì, una strana parabola. Sì, una parabola strana, quindi poi arrivandoci magari, se fosse arrivato magari un pochino più corto con la gamba era diverso, però ripeto, non si può dare addosso una persona per un gol sbagliato, però così. È emerso, Domenico, è emersa la tranquillità della squadra, sì, che insomma ha 10 punti di vantaggio rispetto alla zona calda, va a giocarsi una partita con una squadra che è sotto e che ha voglia di ritornare su. Dalla tua tu hai la tranquillità, però insomma c'è il rammarico di non averla portata a casa questa partita, per come l'hai interpretata, per come hai gestito i 90 minuti.
Sì, Paolo, c'è da dire che comunque il Cosenza sta interpretando tutte le partite nella medesima maniera, comunque sta cercando di fare la partita, sta cercando di far gioco. Poi giustamente non dimentichiamoci che il Foggia era partito con obiettivi completamente differenti, era partito per un campionato che potesse essere diverso, poi le penalizzazioni, poi un po' di vicissitudini, poi magari l'essersi trovati a lottare per delle posizioni che non erano consone al Foggia, come magari può essere la situazione del Crotone, ti porta a non giocare più con tranquillità, però il Foggia è una squadra con tanta qualità che ha poi cambiato anche tanto anche nel mercato di gennaio e ora si trova piano piano ad uscire da quello che era in una situazione delle sabbie mobili in cui si erano venuti a ritrovare, però diciamo che il budget Foggia è un budget importante, che è comunque una società che negli anni si è strutturata per poter fare una linea importante. continua, Paolo, che riguarda anche l'aspetto tattico, secondo me. In caso ormai il Cosenza è indirizzato verso il 4-3-3, fuori casa con una difesa a 3, un centrocampo più funzionale alle caratteristiche dell'avversario. Sono d'accordo con Domenico anche quando sostiene che il Cosenza entra in campo sempre con lo stesso spirito e non guarda tanto in faccia all'avversario, ma guarda soprattutto alla sua prestazione più che a quella dell'avversario. Questo significa che ormai è una squadra con un'identità, è una squadra finalmente formata anche dal punto di vista tattico. Per quanto concerne il Foggia è una situazione abbastanza delicata perché gli stipendi non vengono pagati da gennaio e febbraio, è scoccato un campanello d'allarme importante, ahimè l'ennesimo in questa categoria. Oltre il Palermo ci sono anche tante altre formazioni che rischiano per il prossimo anno e questo non è senza dubbio un segnale incoraggiante per il bene della categoria, ma il Foggia, come giustamente diceva anche in questo caso Domenico, fino a questo momento non è riuscito a valorizzare né con il precedente tecnico né adesso con Pasquale Padalino l'enorme qualità che ha all'interno della sua rosa. Galano non è mai stato probabilmente al 100%, così come Pietro Iemmello, e tanta altra qualità tra difesa e centrocampo che avrebbe potuto far balzare il Foggia nettamente più in alto in classifica. A proposito di Pietro Iemmello, direttore, bello anche il duello con Dermaku, e poi ti chiedo, abbiamo parlato della prestazione importante di squadra, l'ennesima, ma c'è da sottolineare però una prestazione di un singolo che ormai insomma sta salendo in cattedra, sta prendendo la squadra per mano. È straordinario vederlo giocare. Io credo che la crescita costante, esponenziale di questo ragazzo, e ovviamente parliamo di Palmiero, lo stia portando davvero alla consacrazione, lo stia portando davvero a delle sirene importanti per lui, no? Palmiero sono 3 anni che ha una crescita continua, perché ce lo ricordiamo contro il Cosenza quando giocava nell'Acragas, poi è venuto a Cosenza, l'anno scorso ha fatto un campionato importante, ora si sta confermando su livelli altissimi, perché vederlo giocare un play in quella maniera, vederlo giocare è bello vederlo giocare, uno che smista il gioco, che detta i ritmi, poi è un ruolo difficile e particolare il suo, quindi ha le chiavi di tutta la squadra, le chiavi del centrocampo, ma le chiavi di tutta la squadra, quindi è bello vederlo accorciare sui difensori, è bello vederlo girare, far girare la palla in maniera elegante, un ottimo acquisto e secondo me un ottimo futuro per questo ragazzo che secondo me davvero bravo. Ha una grande intelligenza tattica, Paolo, riesce a sopperire ad una fisicità gracile con l'intelligenza tattica e l'abilità di gestire il gioco da una parte all'altra senza alcuna difficoltà. Grande futuro secondo me. Come sicuramente alla lettura del centrocampo, e poi tiene bene l'intero campo. Insomma, sulle orme di Sensi, Domenico. Sì, stavo dicendo, come tutti i playmaker di ultima generazione, perché si va dai Verratti, piccolino, brevilineo, piedi buoni, Sensi, piccolino, brevilineo, piedi buoni, Palmiero, idem con patate, anche Giorginio non era un grosso fisico, una grossa fisicità. Se vogliamo dovrà lavorare forse sulla rapidità, sulla velocità. Sulle frequenze, però diciamo che, faccio un esempio pratico, anche se è un esempio in grande, Pirlo non era uno con molta frequenza, però aveva piedi che facevano cantare.
ma lo stesso, non so se un esempio calzante, però potrebbe esserlo, uno che non aveva molta frequenza però era un costante, che era Paolo Sosa, che era un playmaker non molto lentino, diciamo. Abbastanza lento, però sapeva cosa fare. Assolutamente. Attilio, abbiamo parlato di Palmiero, abbiamo parlato di Sirene, allora presentiamo un po' il quadro del calciatore del Cosenza, scadenza contrattuale e soprattutto chi in questo momento è interessato a Palmiero. È chiaro che è un po' presto, soprattutto per il mercato di Serie B che ancora non entra nel vivo. Per quanto concerne il mercato, in questo momento è il tempo di panchine, il tempo dello studio dei prossimi direttori sportivi, ma è chiaro che Palmiero viene seguito, così come Gennaro Tutino, sotto l'occhio attento del Napoli. Il Napoli che mai come in questi anni sta andando anche a guardare quelli che possono essere i futuri talenti in prospettiva da poter indirizzare poi successivamente in prima squadra. È una politica che fino a qualche anno fa il Napoli non faceva, oggi per forza di cose sei costretto a portare avanti, quindi molto dipenderà dalla decisione del Napoli nel futuro di Luca Palmiero, che come diceva anche in quel caso giustamente Domenico va un po' sulle orme ed è anche un calciatore che deve essere bravo a fare le scelte giuste sul punto di vista proprio del mercato e indirizzato bene nelle prossime destinazioni, qualora comunque dovesse lasciare Cosenza nel prossimo futuro. Hai parlato di Gennaro Tutino, Domenico Roma, gara di grande personalità dell'attaccante napoletano, una gara interpretata soprattutto da squadra, ha giocato per la squadra, insomma è riuscito anche spesso a fornire degli assist interessanti e poi c'ha un esterno straordinario, un'apertura e un cambio di gioco con l'esterno che davvero impressiona. Guardarlo, c'ha una gamba assurda, c'ha una muscolatura potente, riesce a strappare come pochi in categoria, è un giocatore che comunque sia probabilmente la prima parte di stagione della passata stagione non si pensava fosse un giocatore così importante in avvenire, anche perché l'anno prima la Carrarese non aveva fatto un granché bene, non aveva fatto, poi invece si è confermato, probabilmente ha preso anche fiducia in se stesso, ha preso autostima, autoconvinzione di quello che poteva fare e ora sta facendo un campionato importante, come diceva Attilio. Sicuramente osservato speciale dal Napoli, perché è un calciatore di proprietà del Napoli come Palmiero e come diceva Attilio, ultimamente il Napoli sta facendo una politica, è cambiata la politica del Napoli negli ultimi anni, sta facendo molto affidamento su un settore giovanile che è in crescita, che sta facendo passi da gigante, perché anche lo stesso Anastasio che era qua, che è di proprietà del Napoli, è andato a Monza, sta facendo benissimo, giusto per fare un esempio, ma anche Insigne stesso, fratello, che era andato in prestito e sta facendo... Nella terza parte parleremo proprio, caro direttore, di settore giovanile anche del Napoli con una sorpresa. Attilio, direi di chiudere il capitolo legato alla gara di Foggia, anche perché come ho detto in fase di presentazione è davvero lontanissimo il match dello Zaccheria, però facciamo un passo indietro, andiamo invece alla gara del Crotone, un Crotone che insomma non si riesce a bissare il successo che riesce a maturare la settimana prima e arriva questo pareggio che mantiene lì il Crotone. Sì, sono 3-4 punti, però ci si aspettava davvero la sterzata giusta anche in trasferta. No, per come è andata io mi prenderei il punto e ricomincerei a pedalare. La nostra grafica può essere indicativa in questo senso. Resilienza, che in psicologia è la capacità di un uomo e un individuo ad affrontare un evento traumatico senza grandi conseguenze. Il Crotone rischia, è rimasto in 10 per l'ennesimo episodio arbitrale controverso, un'espulsione che si poteva evitare dal punto di vista di Sampirisi, ma si poteva evitare certamente anche dal punto di vista arbitrale, molto più severa probabilmente di quanto possa essere meritata. Il Padova ha sfiorato più volte il gol, l'azione di Cocco che sotto porta è riuscito a spedirla fuori, era più facile penso far gol da quella posizione piuttosto che spedirla fuori. Il Crotone anche contro il Padova è riuscito anche a tener botta
quando il gioco è diventato più duro, quando il Padova ha alzato il ritmo anche in 10 uomini, quindi io prenderei questo pareggio sotto un'ottica molto più positiva rispetto al passato. Era importante non perdere nonostante la classifica dica altro, e il Padova non è una formazione, nonostante sia ultimo in classifica, che non presenta grandi qualità. Abbiamo visto Cocco, lo stesso Mbakogu. A proposito di strappi, Mbakogu è un altro che quando decide di strappare poi diventa pericolosissimo, ma ribadisco ancora il concetto: resilienza, il Crotone reagisce nonostante difficoltà ed episodi controversi. Beh, non sono per nulla d'accordo, caro direttore Roma, con Attilio. Dal Crotone mi aspettavo una prestazione importante, una prestazione che vedesse insomma i pitagorici portare via l'intera posta in palio per rientrare di diritto in quella zona che gli appartiene. Il fatto di rinviare settimana dopo settimana questo filotto che non riesce ad arrivare pone i pitagorici in una situazione davvero di rischio incredibile per il mantenimento della categoria. Non riescono a dare continuità ai risultati, eppure, come diciamo anche altre volte, hanno una squadra importante, hanno una squadra che è fatta di tante individualità. Qualcuno è andato via, ma comunque hanno ancora molta qualità in organico. Non si riesce a spiegare il motivo per cui realmente non riescano a uscirne. Io sono convinto che ormai è una questione più mentale che tecnico-tattica, perché comunque, sai, è lo stesso esempio del Foggia, che non è abituato, comunque non era partito per determinati obiettivi, ritrovarsi a dover combattere per obiettivi che non sono tuoi, che però un percorso simile effettivamente. Effettivamente è un percorso molto simile. Ora la fortuna è che la classifica in basso è molto corta, perché non ci dimentichiamo che in 8 punti ci sono 10 squadre alla fine, e sono riusciti a tirarsi dentro anche il Venezia, perché il Venezia, dopo l'ennesimo tonfo e il cambio allenatore, ora anche loro sono invischiatissimi in questa situazione. La Cremonese, ma anche le altre, non stanno messe così poi tanto bene. Paradossalmente chi è sotto a livello fisico, a livello prestazionale, in questo momento è più in forma di chi è magari subito immediatamente su in classifica, quindi si preannuncia un finale di stagione interessantissimo. Attilio parlava di resilienza. Secondo me neanche Freud al Crotone di quest'anno riuscirebbe ad incidere sotto il profilo psicologico. Io mi sono fatto un'idea molto chiara. Se fino a questo momento, quando siamo arrivati ormai quasi nel rush finale di campionato, non si è mai riusciti a dare continuità ai risultati, probabilmente la situazione è questa e bisogna semplicemente prenderne atto. Percorso molto simile a quello del Foggia, direi, anche per risultati, anche per exploit inaspettati esterni, difficoltà molte volte in casa a dare quel qualcosa in più. Si dovrà per forza di cose giocare col fuoco fino alla fine. Quello che ci auguriamo è che arrivi questo filotto, ma ahimè finora non è mai arrivato. L'unica nota positiva è sicuramente che la classifica è corta, sono 3-4 punti da dover recuperare per la salvezza diretta, però, come diceva il direttore, servono dei filotti, servono risultati importanti per uscire fuori da questa situazione. No, ma ripeto, ormai l'obiettivo non può essere più logicamente lo stesso che quello prima di andare su. Ora l'obiettivo dopo il mercato di gennaio, anche per stessa ammissione della società, è cambiato, anche logicamente per la classifica, ma la mancata abitudine a lottare per quel tipo di obiettivo ti porta a non avere anche l'aspetto mentale. Il Venezia, per porre rimedio a questa situazione, ma ci arriveremo, ha preso un uomo esperto che sa far fruttare il meglio dei propri giocatori e riesce a calare la squadra estraniandola da ogni meccanismo esterno, che Serse Cosmi. Anche da questo punto di vista Stroppa non è mai stato abituato probabilmente a lottare per un obiettivo come quello della salvezza. Si dovrà giocare col fuoco e prendere il punticino per cercare di arrivare più in alto possibile. A questo punto non c'è altra alternativa. Ci arriveremo più avanti anche su Cosmi. È svelato anche il no probabilmente per quanto riguarda la panchina della Regina, perché la Regina è andata a bussare a Serse Cosmi. Insomma, evidentemente Cosmi aspettava la chiamata in Serie B. Beh, sicuramente era già stato messo in allarme, dicendo se succede questo, se non succede questo magari potresti essere chiamato, quindi un allenatore
dico tanta importanza, preferisce magari attendere l'occasione che lui reputa giusta e non accettare, magari in questo caso ha accettato Venezia rifiutando Reggio, anche sapendo che magari su Venezia non sarebbe mai potuto andare, però sono delle scelte. In questo caso, ahimè, ha pagato per sua fortuna a discapito di Zenga, ma purtroppo questo è il calcio, c'è chi arriva, chi va, e alla fine dei conti il Venezia è una società che ha speso tanto, che ha cercato di programmare, ha cambiato tanto quest'anno, ha cambiato tutto il management all'inizio stagione, perché passare da Perinetti e Rinaudo a Angeloni è diversa come appeal, anche come impatto immediato. Ora si trovano magari avevano pensato di fare un campionato sicuramente diverso come tutti all'inizio stagione, ora si trovano a dover lottare anche loro, impelagati in pieno nella parte bassa della classifica, e anche a gennaio loro hanno fatto un mercato stranissimo, hanno mandato via 3-4 giocatori che secondo me sono importanti per la categoria, li hanno ceduti e magari non l'hanno rimpiazzati come si doveva, probabilmente. E poi stanno pagando anche la scelta del portiere, perché sta ballando sto portierino, 2 o 3 portieri hanno già cambiato. Ne parleremo nella seconda parte, dove analizzeremo il prossimo turno e poi faremo le carte al campionato. Non cambiate canale, ci fermiamo per il primo break pubblicitario, rientriamo subito un paio di minuti e poi siamo pronti per tuffarci in Serie B. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci, ritorniamo dopo la prima pausa pubblicitaria. Anche durante la pausa disquisivamo con il direttore Roma sulle scelte del Venezia, da allora approfitto dell'assist di Domenico Roma per dare la parola ad Attilio Malena con il punto sulla Serie B. Attilio. 7ª giornata all'insegna dell'imprevedibilità più che mai, a partire dallo scivolone casalingo contro la mina vagante del campionato di Serie B, il Cittadella di Roberto Venturato che riesce a sorprenderti quando meno te lo aspetti, poi un Brescia che, come abbiamo attenzionato anche da questi microfoni nelle precedenti settimane, è in leggera flessione, quantomeno dal punto di vista del gioco, e lo ha confermato proprio lo scivolone interno rimediato contro il Città. Giornata all'insegna dell'imprevedibilità in positivo anche per quel che concerne il Palermo, che batte un Lecce che inizia a subire troppo e non riesce poi a reagire come ci ha abituato a fare in questo campionato, un Palermo che ha sempre gli stessi problemi ma riesce nonostante tutto a portare a casa 3 punti pesantissimi, accorciando di fatto sul Brescia. Il Livorno che batte meritatamente per 2-0 un Benevento che di questi tempi è assolutamente la squadra più in forma, più continua di questo campionato di Serie B, un Livorno che accorcia pesantemente anche la classifica, e attenzione anche a quello che sta accadendo, logicamente anche in questo senso positivo per il Pescara, che grazie al gol del ritrovato bomber Principe Mancuso batte lo Spezia e si riporta nuovamente quasi in vetta alla classifica, giudicando l'impatto devastante dell'attaccante, destinato sicuramente ad essere uomo mercato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Domenico Roma, cosa ti impressiona di più di questo weekend in Serie B? Roberto Breda che sta cercando di rialzare gli Amaranto del Livorno, battono in una gara importante, in una partita difficile, come diceva appunto Attilio, in casa, una vittoria pesantissima per la classifica, ma poi c'è anche il Palermo che risponde presente nel derby dell'amicizia con il Lecce, vince in casa e dimostra insomma che la battuta d'arresto della settimana precedente era diciamo fortuita. Il Palermo c'è indipendentemente dalla situazione societaria, la squadra sta rispondendo presente in campo. La situazione societaria a Palermo è particolare, sono riusciti a ovattarla, perché sicuramente stanno facendo un campionato importantissimo, probabilmente si sono chiusi all'interno dello spogliatoio, si sono parlati e hanno detto qua l'unica speranza è ritrovarsi in Serie A a fine campionato per poi riuscire a salvare il salvabile. Però c'è da dire che il Palermo è una squadra così tanto forte, è una squadra così tanto qualitativamente parlando giusta, che
ed ha anche un grandissimo allenatore, perché secondo me Stellone è un ottimo allenatore, sta facendo cose egregie. Contro il Lecce mi ha un po' sorpreso il Lecce, questo trend che sta subendo, perché secondo me il Lecce è anche una squadra bella anche a vedersi, gioca bene, c'è un buon allenatore, c'è un allenatore che fa giocare la squadra. Probabilmente, come dicevi tu, la sorpresa è Livorno, perché ha fatto un roboante 2-0 contro il Benevento, che è una squadra anche quella con nomi importanti, con budget importanti, quindi sicuramente il risultato di Benevento, di Livorno è uno, però anche il Cittadella ormai non è più una novità, perché il Cittadella c'ha una costante. Sì, ci ha già diciamo così, abituati a risultati importanti. Probabilmente l'unica partita che non è che ha sbagliato, che ha giocato male il Cittadella è stato col Cosenza, ma perché è stato merito del Cosenza in quel caso, che ha giocato veramente una grandissima partita, loro non sono scesi in campo. Però c'è da dire che naturalmente il Cittadella che vince a Brescia non mi impressiona, secondo me è più grosso il risultato del Livorno contro il Benevento, perché il Livorno si sta tirando in maniera importante fuori da quella parte bassa della classifica. L'intervento di Breda è sicuramente stato L'intervento di Breda incisivo. è la personalità di Alineo Diamanti e il nuovo ingresso, come giustamente diceva Domenico qualche settimana fa, proprio qui il rientro di Capitan Luci, che ha dato una impronta decisiva sul rendimento. Luci e Agazzi in mezzo al campo hanno dato consistenza e soprattutto esperienza. Attilio, però dobbiamo un po' forse ricrederci rispetto ad una formazione, quella abruzzese, il Pescara, che nelle settimane scorse avevamo dato come formazione non in grado di lottare per l'obiettivo grosso, per l'obiettivo della promozione diretta. Invece la formazione di Baby Pillon è lì che si gioca le proprie chance, credo ormai fino in fondo, perché insomma, a 2 punti dalla zona promozione diretta vuol dire che dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista tecnico la formazione di Sebastiani stia bene in questo momento e possa recitare il proprio ruolo fino in fondo. Baby Pillon è stato bravissimo a cambiare in corsa anche il modulo tattico. Prima un 4-3-3 che probabilmente era arrivato in fase ascendente, con lo spostamento di Marras tra le linee e un 4-3-1-2, sfruttando anche l'arrivo del neoacquisto Monachello, è cambiato un po' il modo anche di agire del Pescara a partita in corso. È un Pescara che riesce a giostrare meglio il pallone, è un Pescara che è tornato all'antico qualche anno fa, quando praticava maggiore palleggio e il gioco del Pescara si basava meno sull'imprevedibilità. Oggi è riuscito a creare questo giusto mix tra imprevedibilità, gente di talento ed esperienza, sa gestire benissimo la gara. È capitato contro il Padova, dove è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio con una gestione fondamentale del match, sfruttando al massimo gli episodi, e così è accaduto contro lo Spezia in flessione negativa, che sta purtroppo è condizionata in maniera negativa anche dallo scandalo Okereke, che potrebbe vedere sconvolta a questo punto anche la stessa classifica di Serie B. Ma ripeto, è un Pescara che col cambio tattico ha avuto un impulso decisivo che a questo punto potrà portare a giocarsi le chance di bottino pieno del grande sogno fino alla fine. Ma ripeto, sarà una mia opinione legittima, opinabile, ci mancherebbe, ma credo che Brescia, anche lo stesso Brescia-Palermo, e anche qualcosina in più rispetto al Pescara. Però la classifica potrebbe essere sconvolta, anche e soprattutto il Benevento, direi. Potrebbe essere sconvolta sicuramente da altre situazioni fuori dal campo che insomma potranno poi rivisitare la classifica. C'è un'altra formazione, direttore Roma, che non sa cosa vuole far da grande, ovviamente il prossimo avversario del Crotone, mi riferisco alla Salernitana, non riesce a fare il salto di qualità, il cambio di passo, alterna i risultati positivi molti negativi. La sconfitta di Perugia in uno scontro diretto tra l'altro per l'ingresso nella zona playoff ne condiziona soprattutto il proseguo del campionato. Gara davvero tosta alla Recchi per il Crotone, però. Sì, gara tosta, come dicevi tu, è incompiuta, la vedo un po' come il Perugia. Sono due formazioni che ancora non ho ben definito e delineato. La Salernitana quest'anno è un'incompiuta reale, da inizio campionato, che non si riesce a capire, ha cambiato anche diversi moduli, ha cambiato allenatore, ha cambiato anche gestione, non lo so, come dicevi tu,
incompiuta quest'anno, anche se alla fine ha speso anche loro, hanno speso un bel po' di denari per fare la formazione, quindi secondo me avevano pensato di entrare nei playoff, perché quello è l'obiettivo. Quello magari non potevano puntare. In questo momento non hanno un trend tale da poterli mantenere in pianta stabile nei playoff, quindi è un entrare e uscire dai playoff da quella no, zona ma se dalla parte della Salernitana l'obiettivo era chiaro sin dall'inizio, dalla parte del Brescia, dalla parte del Perugia, sono assolutamente d'accordo con te, perché ad inizio stagione ci ritroviamo con un Perugia spesso grande protagonista del mercato, con grandi individualità. Anche quest'anno la scoperta di Dragomir sta rilanciando Sadik. L'idea di calcio propositiva di Nesta, ma se l'obiettivo era quello di essere lì a giocarsi il campionato, oggi è fallito. Se l'obiettivo è quello legittimamente, ma non viene mai specificato, non viene mai specificato la società, ed è una situazione. Credo che non fosse in grado di poter lottare. Io ieri mi è capitato di parlare con qualcuno che è molto vicino a Perugia, mi diceva che comunque Santo Padre parla comunque che nei prossimi 2-3 anni di Serie A. A maggior ragione. Se non fosse, cioè quest'anno non credo fosse un obiettivo primario, penso fosse tanto arrivare nei playoff, vedere una fase di ma ogni anno si sì. Parla di Serie A, di anno della definitiva consacrazione, ma il Perugia, ripeto, per la grande piazza che ha, e non devo certamente dirlo io, per le grandi spese economiche che affronta ogni anno, perché il Perugia spende molto. L'idea di Nesta dal punto di vista tattico è un'idea anche importante, un'idea ariosa, un'idea offensiva, ma senza l'appoggio e la fiducia incondizionata di Alessandro Nesta in un'altra piazza non sarebbe durato più di 10-15 giornate, secondo me. Penso all'inizio era un predicato, era messo sotto esame parecchio, non so se vi ricordate all'inizio stagione non stava rendendo per quello che era l'aspettativa. Poi, come diceva Attilio, magari in un'altra piazza non sarebbe durato, invece in questo momento lui ha dimostrato, cioè ha avuto la fortuna di avere una società che non l'ha fatto fuori, che ci ha creduto, che ci ha puntato, e ora magari si possono andare a giocare i playoff. No, ma oggi non si può dire che effettivamente, perdonami Paolo, che la scelta sia stata indovinata. A fine campionato, se magari il Perugia riuscisse a centrare un ipotetico miracolo, a quel punto la società potrebbe aver compiuto la scelta giusta, ma oggi senza dubbio non è la scelta giusta. Sì, volevo solo aggiungere solo una cosa, però era già un assurdo l'anno scorso portare Nesta con Breda che aveva fatto benissimo, aveva centrato l'obiettivo, e mandarlo via. Ma quello è stato uno dei grandi misteri mai spiegato. Perché comunque Breda ora si sta dimostrando un allenatore comunque importante, perché a Livorno ha cambiato l'itinere del campionato. Anche perché l'inizio del campionato del Perugia è stato tutt'altro che esaltante. Appunto, per questo Nesta è stato spesso messo in discussione. Però, per ritornare a quello che era l'interrogativo, è la gara giusta per il Crotone, la seconda trasferta consecutiva, la Rechi per scrollarsi di dosso le paure, per scrollarsi di dosso le difficoltà e vincere una gara che a questo punto diventa davvero di fondamentale importanza. Certo non sarà facile, però bisogna tirare fuori gli attributi, caro direttore. Ma io ti dico una cosa, un mio pensiero. Secondo me il Crotone gioca con molta più spensieratezza quando è fuori casa. L'abbiamo visto a Verona, l'abbiamo visto altro risultato che aveva fatto a Foggia. Fuori casa gioca magari più tranquillo, più sereno, senza troppi fantasmi. Perché a Crotone, quando ritorna a giocare a Crotone, non ha mai il piglio del gioco, invece a Verona ha giocato una grandissima prestazione, ma anche a Foggia stesso. Quindi secondo me la Rechi potrebbe essere un'altra società importante, blasonata, e vai a giocare in un campo che magari dici vabbè, non ho nulla da perdere, tra parentesi, perché c'è tanto da perdere in questo momento. Quindi è una questione di stimoli. Sì, non solo, secondo me di paure più che di stimoli in questo momento. Magari fuori casa ci sta che tu non porti a casa la posta piena, anche se tu sei il Crotone e non dovresti pensare a questo, perché, come diciamo sempre, sei partito per altri obiettivi. Però l'altra volta Ursino diceva:
sì, ci siamo trovati impelagati nel non sapere se eravamo in Serie A, in Serie B, ha pesato anche questo su alcune scelte di alcuni calciatori, probabilmente sì, però poi hanno avuto anche il mercato di gennaio per poter rimediare almeno in parte a quello che era la situazione. Effettivamente ora ne stanno magari piano piano risalendo in classifica e si spera, da calabrese quali sono, e spero realmente che possano tirarsi una volta per tutte fuori. Parlava tra l'altro di filotto in quella circostanza, necessario, Beppe Orsino, che però non è mai di fatto arrivato. No, è la realtà dei fatti, ma la gara giusta può essere sempre quella buona per il Crotone, può essere sempre la prossima. È una delle gare secondo me più difficili da preparare per Giovanni Stroppa. La Salernitana è una di quelle squadre che non sai mai come affrontarla, non sai mai se approcciarti in maniera offensiva, non sai mai se intraprendere una linea più conservativa per poi cercare di affondare il colpo nel secondo tempo. È una gara da prendere con le pinze, non scontata. Secondo me non è nemmeno una questione di stimoli, perché il Crotone, ripeto, dopo il mercato di gennaio ha sempre avuto quell'identità di andare fuori casa, giocare senza paura. È vero che Ezio Scida si è sempre rivelato un tabù, ma qui si attende la controprova dopo la grande prestazione, il grande exploit contro il Palermo tra le mura amiche. Ribadisco, per la gara della svolta è sempre la prossima, purtroppo. Mi auguro sia anch'io contro la Salernitana, ma è una gara molto difficile secondo me, non è facile. Una Salernitana, per chiudere il cerchio su questa gara, che spesso va a folate, no? Non è una squadra continua, non è costante, non ha un gioco continua, arioso, e quelle folate insomma ti possono mettere in difficoltà. Bisogna gestire bene il match, cercare magari forse un po' autoviolentandosi rispetto al gioco di Giovannino Stroppa, no? Rimanere un po' dietro la linea della palla, cercare di non essere tanto propositivi ma far male negli spazi che la Salernitana gioco forza ti concede. Ma Stroppa è uno a cui piace il calcio propositivo, però se ora hai un obiettivo da dover raggiungere e devi forzarti, come dici, anche violentarti, penso che uno lo faccia, perché comunque l'obiettivo in questo momento è salvarsi il prima possibile, salvarsi non passando da quello che possono essere i play-out, perché poi i play-out diventa uno stillicidio, perché se non sei preparato a affrontare figuriamoci. Sì, è un play-out, partita magari impegnativa, partita difficile. Dall'altra parte però, Attilio, c'è un Cosenza che avrebbe firmato ad inizio campionato per giocarsi un match così importante con la capolista al San Vito Marulla in tutta tranquillità, anche di classifica in questo momento, giocando a viso aperto contro una delle formazioni, se non la formazione migliore fino al momento del campionato di Serie B, per gioco espresso, per individualità espresse. E, insomma, sono curioso davvero di vedere dal vivo uno dei talenti, ne abbiamo sempre parlato in chiave mercato, uno dei talenti più interessanti del Brescia Tonali, no? No, il Brescia è una squadra di grande personalità, quindi mi aspetto che venga a Cosenza ad imporre il proprio gioco, anche dopo lo scivolone interno che commentavamo prima contro il Cittadella. Ma il Brescia, l'abbiamo sempre detto, non è solamente Sandro Tonali, il Brescia è Torregrossa, il Brescia è Spalek e soprattutto Alfredo Donnarumma, è un allenatore profeta in patria. Ribadisco, è grande personalità, forse è anche questa la forza del Brescia. Il Brescia è conscio di essere una formazione forte, quindi attenzione al Cosenza, il Cosenza che in questo campionato non ha certamente bisogno di lezioni per affrontare un avversario così forte, anche perché il Cosenza non ha mai sfigurato davanti a nessuno, a parte qualche esempio sporadico. Ma anche Sandro Tonali stesso, nel pareggio contro il Padova, Sandro Tonali, un ventenne che va a dare indicazioni a Torregrossa, va a dare indicazioni alla difesa su come registrarsi su un calcio piazzato. Questo vuol dire essere di una categoria superiore rispetto agli altri, inutile da... Scusate la cacofonia di Attilio, perché rischiamo di andare a striscia la notizia stasera. Caro direttore, però è sicuramente un match affascinante, un match che a Cosenza aspettano ovviamente con tanta trepidazione. Come si batte il Brescia? Se fosse così semplice saperlo. No, però una cosa c'è da dire, secondo me, a parte che Braglia, come dicevo, secondo me è un top player, il vero top player del Cosenza è Braglia, saprà sicuramente come preparare la partita. Sicuramente è una partita
paradossalmente si prepara più semplicemente una partita con il Brescia che una partita con il Carpi, con il Padova o contro la Salernitana, perché il Brescia ha una sua identità, sa cosa vuole, sa dove vuole arrivare, quindi paradossalmente è più semplice anche per i ragazzi stessi preparare una partita da giocare contro la prima in classifica. Non hai nulla da perdere, c'hai tutto da guadagnare, e anche perché il Cosenza in questo momento sta giocando bene e quindi secondo me ha più da perdere il Brescia che il Cosenza in questo momento. Paradossalmente deve essere più bravo Corini a preparare la partita col Cosenza che Braglia a preparare la partita col Brescia. L'aspetto preponderante dal lato del Brescia penso sia proprio quello psicologico. Corini si aspetta una reazione non tanto dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista prettamente dell'impatto in campo che potrà avere, e l'impatto a mio avviso potrebbe giocare un ruolo chiave nell'andamento di questa gara. L'approccio che il Cosenza, ribadisco, fin qui ha sbagliato pochissime volte in questo campionato, e Braglia è l'autentico top player che sa gestire queste situazioni a meraviglia. Forse, quando ho visto io, forse solo il primo tempo di Lecce, se non erro, qualcosa del genere, che non era come doveva, però altrimenti ha sempre approcciato in maniera importante decisa al match, sì, dando una propria identità. Assolutamente, è chiaro che però il fascino anche del San Vito Marula, che a questo punto evidentemente offrirà un grande colpo d'occhio sotto il profilo del pubblico, è una gara che può essere davvero una certificazione di un campionato tranquillo per il Cosenza se dovesse venire una vittoria pesantissima, o hai delle preoccupazioni da qui a fine campionato? Insomma, può questa sorta di tranquillità incidere negativamente sulla formazione di Braglia, Domenico? No, incidere negativamente no, perché comunque è una squadra che sa quello che vuole il Cosenza, sta giocando per il suo obiettivo, e se poi arriva qualcosa in più ben venga, però l'obiettivo Cosenza è la salvezza tranquilla, continuare a lavorare per la prossima stagione, e fino ad ora è in linea perfetta con i suoi obiettivi, anzi ti dirò anche più anche qualcosina in più, quindi va dato merito a tutti, addetti ai lavori, direttore, allenatore, calciatori stesso, ma soprattutto al presidente. Come diceva prima Attilio, a Foggia ora c'è incertezza, a Palermo c'è incertezza, in altre piazze c'è incertezza. A Cosenza non si è mai percepita dall'arrivo di Guarascio incertezza sul futuro della società. Perché si sta creando un modello in grado di poter andare avanti a seconda della voglia. Ha sempre dato magari la piazza chiedeva di più, ma lui rimaneva con i piedi per terra, programmava, continuava nel suo operato, anche magari avendo anche critiche pesanti contro, però lui è andato sempre dritto per la sua strada, quindi va dato un merito assolutamente anche a Guarascio di quello che è attualmente Cosenza, perché se la prossima stagione arriverà qualche giocatore importante, più importante di quelli perché attualmente hai una rosa importante, però che ti portavi anche con residui della Serie C, magari se vai a migliorare la rosa arriverà qualche giocatore importante, verrà con molta più facilità, molto più... È un consolidare un po'... Sì, è un consolidare quello che tutto l'ambiente calcio a Cosenza, e sinceramente negli ultimi anni non c'è mai stata una cosa del genere. Se tu pensi che Cosenza ha sempre, dopo l'uscita di Pagliuso, si è sempre arrabattata in categorie inferiori, o quando stava per salire per avere una consacrazione spariva, invece Guarascio ha dato una continuità, ha dato una tranquillità. Molti dicono vabbè che c'entra che non ha mai avuto un punto di penetrazione, cosa che è una cosa importantissima. Non è scontato nel calcio di oggi. Nel calcio di oggi sapere che hai una proprietà salda, che spende quanto può, che programma, che non fa voli pindarici, e con la programmazione tenta di arrivare dove si predilige e prefigge, è cosa importantissima. Anche perché è l'unica strada, lo insegnano anche le grandi, lo insegna anche la stessa Juventus. Senza la programmazione probabilmente non si troverebbe dov'è in questo momento, ma anche in Serie B molte società, ad esempio il Cittadella, piazza sicuramente meno probante, meno importante di Cosenza, che riesce però stabilmente ad essere protagonista in Serie B proprio con la programmazione. Attilio, colgo l'assist che mi fornisci perché siamo a tempi supplementari e ieri sera davvero è successo di tutto, caro Domenico Roma, in Porto Roma. Che idea ti sei fatto un po'
di come la Roma abbia sprecato una grandissima possibilità dal punto di vista della gestione del match, delle occasioni avute soprattutto da Edin Dzeko, non tanto la prima ma soprattutto la seconda. E poi insomma come il calcio italiano in questo momento non abbia voce in capitolo lo si evince dalla interpretazione e dall'utilizzo della VAR di ieri sera. Ieri sera c'era un rigore secondo me sacrosanto, abbastanza clamoroso. Sì, clamoroso, e poi ha dato un rigore che... Allora, il rigore è quello che ha fatto, è un harakiri di Florenzi, perché quella palla non l'avrebbe mai presa, passava a una velocità talmente tanto elevata. Però come dici tu, nella stessa misura in cui utilizzi la VAR, avessi dovuto... Lo stesso metro di giudizio lo devi adottare anche a un minuto dalla fine, quindi questo che cosa testimonia? Che sei intanto un arbitro casalingo. Sì, ma non hai peso specifico a livello di federazione in questo momento. E soprattutto, riferendomi oltre all'errore di Dzeko, c'è stato un errore che secondo me è stato ancora più importante di quello di Dzeko, che è stato quello di Perotti, che non ha dato quella palla a Zaniolo, che era praticamente un gol fatto. Si è impuntato quando c'aveva tutto il corridoio da darla, là doveva avresti chiuso la partita, perché andavi sul 2-2 e quella partita non l'avrebbero più. No, però è anche vero che ha portato la croce addosso, è stato l'unico soprattutto negli uno contro uno a fare la differenza. Assolutamente, però ti dico a livello di errore, perché prima si colpevolizzava Mungo per un errore fatto contro il Foggia. Là Perotti, sei in una partita di Champions che ti permette di passare alla fase successiva, non puoi non dare quella palla. Soprattutto a quei livelli. Attilio, chiudiamo un po' il cerchio di questa parentesi legata alla Champions, una purtroppo l'abbiamo persa. L'altra noi la commenteremo la prossima settimana, insomma speriamo almeno di avere una formazione italiana che vada avanti, non sarà semplice, anzi tutt'altro, impresa davvero titanica per gli uomini di Allegri. Impresa titanica assolutamente, ritorno brevemente 10 secondi sulla Roma, le disattenzioni, i blackout difensivi, la mancanza di attenzione, ma il rigore clamoroso è stato un danno incredibile per la Roma, è un rigore che ancora grida vendetta, in questo caso il risultato del campo non è assolutamente giusto. Sulla Juventus, la Juventus deve fare finalmente la Juventus, deve dimostrare di essere una squadra anche bella. Il paradosso della Juventus è che in campionato, nonostante sia a 16 punti, non è mai stata convincente. Perché? I singoli sono talmente più forti secondo me rispetto al resto del campionato che possono farti vincere la partita. In Europa, dove si aumenta il ritmo, dove si aumenta anche la voglia di proporre un calcio diverso, devi avere un'identità, e oggi purtroppo la Juventus un'identità non ce l'ha. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, al rientro terza parte dedicata alla Serie C e ai settori giovanili. Non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Mentre a microfoni spenti impazziva l'analisi sulla Champions, ci sarebbe da fare un'altra puntata, però noi ci concentriamo sui fatti di casa nostra. I fatti di casa nostra dicono che il Catanzaro, caro Attilio, cade a Bisceglie, una gara davvero forse non voglio dire presa sotto gamba, però insomma il Bisceglie in casa è squadra ostica, è squadra che ti mette in difficoltà se non la metti sul piano dell'intensità, sul piano della grinta, della garra, come ama dire il Ciolo. E credo che il Catanzaro ne esca un po' con le ossa rotte da questa gara. L'abbiamo denominata come, Attilio? No, il Bisceglie è la classica squadra che mette in difficoltà il Catanzaro. Il Catanzaro è una squadra che da sempre in questo campionato è abituato a giocare a viso aperto, è abituato anche a giocare bene, mentre il Bisceglie, come dicevi tu, la mette sulla battaglia, la mette sulla grinta, la mette sui nervi, e lì il Catanzaro è mancato proprio contro il Bisceglie in questo fattore. Poi non è stata una gara bellissima, anche il Catanzaro abbiamo ribattezzato la Fatal Bisceglie per il Catanzaro che inciampa in Puglia, un Bisceglie che ha da subito fatto vedere quale poteva essere il leitmotiv della partita. Una gara spigolosa, una gara che avresti dovuto interpretare in maniera completamente diversa, ma il Catanzaro non ha brillato nemmeno dal punto di vista dell'impatto offensivo.
non si è mai reso particolarmente pericoloso dalle parti del Bisceglie, il Bisceglie l'ha portato a casa, sono 3 punti vitali per cercare di rincorrere l'obiettivo, ma ribadisco, il Bisceglie è una delle classiche squadre che mette in difficoltà sempre una formazione abituata a giocare in un certo modo come il Catanzaro. Assolutamente, direttore Roma, obiettivo ormai ben delineato, quello dei playoff, di mantenere una griglia il più possibile consona, positiva, sì. Credo che l'unica formazione che non abbia ancora mollato del tutto è il Trapani, le altre già stanno pensando ai playoff, a piazzarsi in griglia nel miglior modo possibile, magari già cominciando a fare calcoli per evitare le informazioni più o meno ostiche. Sono d'accordo con Attilio sul fatto che io ho visto la partita, è stata approcciata proprio male e non era il solito Catanzaro, probabilmente per merito del Bisceglie, che è una squadra molto fisica, la mette molto sulla corsa, sull'agonismo. Loro si sono trovati in difficoltà. Mi è mancato molto Maita a centrocampo, che è il metronomo, e insieme a lui anche Viviano. Non era la loro partita, non è stata la loro partita migliore. Non devi pestarti al fianco, il Bisceglie in ogni gara è bravo a metterla sotto il suo punto di vista. Il Catanzaro doveva essere talmente maturo e talmente più forte psicologicamente da metterla dal suo punto di vista, mentre il Bisceglie è riuscito a far cadere il Catanzaro nella trappola. Sì, poi non avevo anche la scelta di mettere Favalli nei 3 di difesa insieme a Signorini per dare più spinta sulla fascia, non è stata una scelta, diciamo, molto azzeccata, perché loro subivano molto quel lato là, soprattutto nella fase di difesa. Poi, incidente di percorso, sì, insomma il Catanzaro però deve ripartire e, come abbiamo detto, deve cercare di difendere la migliore posizione. Però parlavamo prima di Trapani, Attilio, c'è qualcosa che sta uscendo fuori da Trapani, arrivano voci strane, arrivano voci, insomma, di una società anche lì in difficoltà, insomma, aggiornaci un po' rispetto a quello che sta accadendo a Trapani. No, anche lì è una situazione che viene monitorata con molta attenzione dagli organi competenti, ma anche in questo caso, così come a Palermo, per fare un parallelo, molto dipenderà dal raggiungimento o meno dell'obiettivo sportivo. Un'eventuale promozione cambierebbe logicamente le sorti e gli scenari futuri. Oggi non si registrano particolari allarmismi sotto il punto di vista delle scadenze, degli stipendi non pagati, però è una situazione da monitorare da qui alla prossima estate, ahimè, per una piazza che in questi anni ha dato tantissimo al calcio italiano, in Serie B, anche in Serie C, è sempre protagonista di grandi campionati, così come quest'anno. Il Trapani è sempre lì e se la giocherà fino alla fine. Assolutamente. Passiamo all'altra grafica che fa riferimento, Attilio, al match del Granillo, dove la Regina si fa rimontare all'ultima curva da Viteritti, un giocatore che ha ritrovato nuovamente grande verve, grande condizione atletica, un giocatore che, insomma, anche il presidente stesso qui da noi lo aveva detto, un giocatore che aveva smesso e aveva perso la voglia di giocare, lo è andato a prendere in eccellenza e lunedì sera si è preso il palcoscenico da protagonista andando a urlare in telecamera, quindi l'abbiamo ribattezzato, Attilio? L'urlo di vite, parafrasando un celebre quadro, l'urlo di Munch, ma qui è un'opera d'arte in termini di risultati. All'ultimo respiro il Rende ha sorpreso e ha spezzato i sogni della Regina, ma la Regina mi è parsa da subito un po' imballata. Non è riuscito, anche per merito del Rende, a sviluppare le proprie idee come ci si aspettava. Il Rende ha avuto l'abilità di rimanere in partita fino alla fine e di non mollare, rispondendo colpo su colpo agli attacchi di una Regina che avrebbe potuto chiuderla in qualunque momento. I 2 gol sbagliati da Tassi a tu per tu con Borsellini ancora gridano vendetta. Sono 2 errori talmente pesanti che poi portano ad una mancata attenzione nel finale, e lì logicamente una squadra che, ripeto, ci ha creduto fino alla fine come il Rende ti punisce. Chiave della lettura, direttore Roma, un Rende che nella prima parte ha davvero dato lezione di calcio come piace a Modesto, le catene esterne che lavoravano alla grande intensità.
rimarchiamo il ritorno a centrocampo di Aua, che si è preso in mano il centrocampo rendese, a conforto di quello che sto dicendo e soprattutto rispetto al lavoro effettuato dalla dirigenza e dal tecnico rispetto alla ricostruzione del morale di questo giocatore che visto al Granillo è ritornato ad essere il giocatore che ha brillantemente preso per mano la squadra e fatto parlare di sé, quindi un lavoro straordinario che va rimarcato rispetto alla gestione del calciatore. Poi però è uscita fuori la regina, è uscito fuori insomma la qualità, ripartenza, Baclé che dà la palla a Bellomo che lì non sbaglia. Poi come diceva Attilio, forse un po' la presunzione di voler chiudere a tutti i costi la partita da solo, lì però la palla va data a Strambelli perché sull'1-0 non puoi permetterti di concedere un errore a tu per tu, 2 contro nessuno. Diciamo che la rinascita del Rende, come dicevi tu, passa da Aua. Un giocatore ritrovato, anche lui imperagato nella situazione Euchereche per la stessa situazione, quindi moralmente magari era un po' scosso, però ora è ritornato in cattedra e sta giocando una grandissima, a Reggio ha giocato una grandissima partita, hanno fatto 25 minuti, hanno annichilito completamente la regina, non riuscivano a uscire dalla metà campo, se non con lanci lunghi e saltare il centrocampo, perché giustamente c'era un Aua ma anche Franco, però c'è da dire che è un grandissimo, per la categoria, un ottimo giocatore. Eccolo qui, la giocata di Baclé che va via di fisico, alza la testa, serve sulla corsa a Bellomo che di sinistro non perdona, la mette dentro, e sicuramente Bellomo è un giocatore all'intervallo prendere quel gol avrebbe ammazzato chiunque ma non il Rende, psicologicamente. Il Rende si è ripresentato con la stessa garra, con la stessa voglia di imporre il proprio calcio e alla fine ha avuto ragione. Ma per gli spettatori neutrali è stato un vero e proprio big match, anche i volti degli allenatori, i gesti dei calciatori in campo, c'era attaccamento a vincere questa gara, anche perché per motivi completamente diversi era una partita troppo importante da non poter fallire. Qui l'episodio inizialmente concesso il rigore, poi una scelta poi giusta, quella dell'arbitro. Del guardialine soprattutto. Del guardalinee, non è stato l'arbitro. Del guardialine che ha consigliato poi l'arbitro, perché poi si è andato poi infatti ecco, vediamo, puntualmente il regista Enzo Lonetti ce lo ripropone, il fallo avviene. Non ci sono particolari dubbi. Ovviamente se poi andiamo avanti e vediamo gli errori colossali, madornali, eccolo qui, la ripartenza velocissima, il lancio e qui tu 2-3 contro nessuno, lì la palla la devi dare. Già che non la dai la prima volta, la seconda volta devi comunque, perché poi si è ritrovato l'altra volta tu per tu col portiere, ha fatto un errore probabilmente ancora peggiore, perché c'era anche la possibilità di saltarlo il portiere. Cosa non ti convince la formazione di Drago, Domenico Roma? Tra l'altro in queste ore pare che il mister stia lavorando per un cambio di modulo, per il modulo che a Reggio insomma ha fatto storia, il 3-5-2. Pensi possa essere una soluzione rispetto agli uomini a disposizione di mister Drago? No, sinceramente no, perché secondo me, dico la mia, secondo me la regina non ha la difesa molto omogenea, okay? Non è forte per la categoria, così forte come il resto del reparto da centrocampo a salire, perché ha delle individualità in centrocampo in attacco che sono indiscutibili, perché se parli di Strambelli, di Bellomo, di Baclé, di Tulissi stesso, perché un giocatore un giovane. Per questo forse giocando a 5 dietro in fase di non possesso magari vai ma Strambelli, Bellomo, anche lo stesso Tulissi sono. Ma anche, secondo me paradossalmente il giocatore più forte in questo momento era San Domenico, e lo sta tenendo fuori. Che Cevoli tra l'altro faceva giocare proprio da terzino. Sì, però quando aveva bisogno di spinta, perché San Domenico comunque è un esterno d'attacco. Poi l'ha messo dentro, l'ha messo da mezzala in realtà, e quindi non lo so, in questo momento magari ancora non ha preso contezza di quello che la formazione che puoi mandare in campo, e poi comunque sia c'è da dire che il Rende va dato atto che ha dato un'intensità importante a tutto il match, ha creduto fino al 95esimo che potesse fare risultato, è andato
un paio di volte prima del vantaggio della Regina a dare fastidio, a essere pericoloso, dopodiché la qualità della Regina è uscita alla lunga, però poi la qualità non ha pagato quando hai dovuto sopperire alla garra, come dicevi tu, perché loro hanno dato tanta corsa, ci hanno creduto fino alla fine, e alla fine Però da direttore ti chiedo, il fatto di aver inserito così tanti giocatori nuovi, 9, rispetto a un gruppo che stava facendo bene, ma che con il cambio di società ovviamente ha prodotto anche cambi di strategia, può aver inciso, a tuo giudizio, o può aver creato, come insomma qualche leggenda metropolitana dice, due fazioni, no? Quella del gruppo che ha tirato la carretta fino all'inserimento del presidente Luca Gallo e i nuovi che sono stati catapultati dentro il terreno di gioco tutti insieme. Magari questo cambiamento così repentino ha magari prodotto qualcosa di negativo, anche se Drago dice che questo è un gruppo solido, un gruppo straordinario, tutto nella sua interezza. Sì, probabilmente Paolo. Drago c'è da pochissimo sulla panchina della Regina, quindi secondo me ancora non ha trovato la quadra per far giocare la squadra, quindi probabilmente, come dicevi tu, questo cambio di modulo potrebbe essere il suo modo di dare un'impronta alla squadra, perché comunque sia credo che chi abbia operato l'abbia fatto per migliorare quello che aveva in organico. Paradossalmente in questo momento non sta avendo i risultati che immaginava, però d'altro canto c'è il contraltare. Giocatori così importanti, magari se loro riescono ad arrivare ai playoff, perché in questo momento sono fuori, possono dare una loro impronta sul match secco alla squadra, quindi magari nei playoff potrebbero essere loro che vanno a giocarsi qualcosa di importante, perché a livello di qualità poi saranno dei playoff bellissimi, perché ci sarà Trapani o Juve Stabia, Catanzaro, Catania, Regina, c'è il Monopoli che comunque è una squadra che sta facendo benissimo, e poi bisogna vedere chi di quelle dietro rientrerà nei playoff, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso il Cosenza ha vinto partendo da una posizione in classifica non ottimale. Ma Paolo, quando prendi Massimo Drago in panchina sai chi ti trovi di fronte, e la storia di Massimo Drago è molto chiara: 4-3-3, filosofia sia a Crotone che a Cesena, confermata anche da ottimi risultati, ma è chiaro che, Domenico, correggimi se sbaglio, una filosofia di questo tipo, così come quella di Zeman, così come anche quella di Modesto, richiede di tempo. Infatti anche lo stesso Modesto ha da subito inculcato sin dai tempi del ritiro questa mentalità, ed è chiaro che, pur avendo a disposizione secondo me i migliori giocatori che sono stati messi a disposizione nella maniera possibile, alcuni più in forma, altri meno in forma, solamente il tempo può far sì che questa squadra può essere omogenea. La domanda che ci facciamo tutti è: sarà concesso il tempo a Massimo Drago per poter sbagliare? Ma a mio avviso questi due fattori stridono un po', perché la scelta di Massimo Drago poi antepone al tempo che gli concedi per poter sfruttare al meglio il suo potenziale. Prima di andare a parlare di Vibonese, Attilio, e poi di tuffarci nel prossimo turno, c'è però una società, Domenico, che lavora in maniera importante. C'è Luca Gallo che ha dato sicurezza, ha dato concretezza. Tra l'altro lunedì ci sarà il presidente Abodi, Attilio, a Reggio Calabria a visitare la struttura, perché il presidente Gallo ha già presentato un progetto per una sorta di stadio nuovo. Sì, sì. Vorrà prendere il centro sportivo Sant'Agata a fine marzo, quindi stanno lavorando in questo senso. Tra l'altro proprio per questo le dichiarazioni di Carlo Ancelotti in conferenza stampa, che dichiarava come il Sud stia soffrendo e che c'è bisogno di far ritornare il calcio importante del Sud come formazioni tipo la Regina, e menzionava appunto gli Amaranto, quindi questo è un segnale che il presidente Gallo sta lavorando in questo senso. Sì, sta cogliendo nel segno, perché comunque sia è stato anche intelligente nella comunicazione, secondo me,
perché ha spostato il vero problema che era della Regina in questo momento, la penalizzazione. Cosa ha fatto? Ha messo il pullman dopo... Sta enfatizzando. No, però ha fatto cose importanti, perché ha riportato il logo, che era una cosa che importava tantissimo alla piazza, e l'ha riportato. Ha fatto un autobus che non ha mai avuto la Regina e l'ha fatto. Ha fatto questa dichiarazione d'amore in TV, in Eurovisione per la piazza di Reggio. Credo che i tifosi in questo momento debbano solo ringraziare un imprenditore del genere che arriva in una piazza e togliendo denari veri, perché comunque sia queste sono cose che costano, perché riprendere il titolo, riprendere il logo, fare un autobus o comunque fare un mercato così, perché è fatto un mercato importante, perché le cifre le conosciamo. È arrivato da un mese il Presidente Gallo, punto. Giù di lì, ha già fatto la storia, assolutamente. Ha consegnato un qualcosa che la piazza di Reggio Calabria non aveva mai avuto, ha posto tutte le scadenze, ha ottemperato a quelli che erano poi i problemi veri, ma in questo momento ribadisco, al Presidente Gallo francamente non gli si può dire assolutamente nulla, anzi solo tessere nelle lodi per i progetti presenti e futuri. Assolutamente, in questo momento Napoli-Regina è lontana anni luce rispetto a un duello che potrebbe arrivare nei prossimi anni, però la prima risposta importante, caro Attilio, direttore Roma, l'hanno data gli esordienti della Regina che nel torneo di Carnevale ad Eboli hanno affrontato proprio in finale il Napoli, regalando grandi emozioni, gli esordienti di mister Angelo Giordano, con un gruppo di lavoro importante, segnale che il responsabile Carmelo Romeo sta lavorando nella strada giusta, supportato da una società importante. Noi andiamo a vedere in musica e magia le emozioni degli esordienti della Regina proprio nel torneo di Eboli. Vediamo. Quando tu eri qui era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme. Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia, mi rendo conto che il tempo vola e che la vita poi è una sola. E mi ricordo chi voleva il potere e la fantasia, erano giorni di grandi sogni, sai, erano vere anche le utopie, ma non ricordo se chi c'era aveva queste facce qui, non mi dire che è proprio così, non mi dire che sono quelli lì. Ed ora che del mio domani non ho più la nostalgia, ci vuole sempre qualche cosa da bere, ci vuole sempre vicino un bicchiere. Ora che oramai non tremo nemmeno per amore, sì, ci vuole quello che io non ho, ci vuole pelo sullo stomaco. Però ricordo chi voleva un mondo meglio di così, sì, proprio tu che ti fai delle storie, ma dai, cosa vuoi tu più di così? E cosa conta chi perdeva? Le regole sono così, è la vita ed è ora che cresci, devi prenderla così.
Domenico Roma, il presidente Gallo sicuramente sta trovando delle difficoltà sul piano del gioco, ma ha sicuramente un'ottima base di partenza. Vedendo le immagini ha un futuro garantito, perché la cosa più bella era vedere la gioia dei ragazzi fare quello che amano, farlo per la squadra che magari tifano, con un entusiasmo assurdo, era bellissimo. Cioè, e Vasco che renderebbe magico sì, anche un incontro di terza categoria. Ma a parte il sottofondo musicale, ma avete visto le facce dei bambini? Cioè, che soddisfazione, cioè, anche a parte la parte tecnica, quel ragazzo che fa quel gol bellissimo, la Rabona in mezzo al campo, l'uscita 1-2, è bellissimo vedere una cosa del genere. Poi ragazzi del sud che vanno là, che comunque si impongono, è bellissimo. Secondo me sono queste le vere soddisfazioni che dà il calcio. Grande lavoro, ripeto, di Carmelo Romeo, ma anche di Ennio Russo, che ha organizzato un lavoro straordinario e che in questo momento, con il supporto di una società solida, può ridare un senso al settore giovanile, che da sempre ha creato grandissimi talenti e grandi campioni, arrivando fino a vincere la Coppa del Mondo, come nel caso di Simone Perrotta. Attilio, velocemente, siamo in conclusione. La garra della Vibonese, che va a prendersi un punto importante con il Francavilla, e la Vibonese certifica la sua presenza nei playoff. Assolutamente, Foloruncio sugli scudi, autore di una prestazione straordinaria per gli uomini guidati da Bruno Trocini in panchina, ma una Vibonese che anche qui, come il Rende, ha avuto il merito di crederci fino in fondo, di rimanere sempre in partita, e che paradossalmente ha anche giocato meglio dopo l'inferiorità numerica al 56esimo con l'espulsione di Camilleri. Quindi un punto sicuramente che fa morale, quello per gli uomini di Nelly Orlandi. Giovedì prossimo approfondiremo soprattutto la Serie C, dando molto più spazio. Siamo davvero ai titoli di coda. Ringrazio ancora una volta per la sua presenza, con la grande competenza, il direttore sportivo Domenico Roma. Io ringrazio voi, buona serata a tutti. Grazie a te Attilio per la tua presenza costante, appuntamento giovedì prossimo. Un grazie anche da parte mia, Domenico, un grazie a chi ci seguirà da casa, un saluto a tutti, a giovedì prossimo. Ciao! Ci vediamo lunedì per tempi supplementari, vi aspettiamo sempre alle 21 su Tele Europa Network. A volte sono peggio di una iena, se torna a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti, ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey, ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è. Delle parole, le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey, ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a
galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera.